Un giardino di fiori bianchi sopra la bara, di legno naturale. La mamma Valentina, il cappello a tesa larga nero a coprire il suo dolore, accompagna il suo principe Carlo Alberto nell'ultimo viaggio, le mani giunte con il papà Dino Massimiliano e l'atleta delle Fiamme Oro, Paolo Venturini, a sorreggere un dramma di cui ancora ci si chiede il perché. Ad accompagnare Carlo Alberto Conte, i suoi 12 anni di vita, alla sua ultima corsa, padre Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. Sopra la tonaca il fazzoletto degli scout. Tutti presenti in una basilica del Santo che all'improvviso sembra troppo piccola per contenere chi a Carlo Alberto voleva bene, gli amici della scuola media Pascoli, gli scout, i compagni di squadra in divisa cremisi delle Fiamme Oro che lo hanno accompagnato a spalla davanti all'altare. Un ragazzo speciale, Carlo Alberto Conte, che il suo posto in quel cielo dove tutti noi lo immaginiamo ce l'aveva già. La stella della costellazione dell'Orsa Maggiore che gli era stata dedicata come regalo per la sua comunione e cresima. Tanti sacerdoti presenti, stretti alla famiglia, le massime autorità cittadine. Nell'omelia Don Ulisse Zaggia, cappellano della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro, lo ricorda nelle sue inesauribili passioni, compresa una valigetta. Ho in mente quella valigetta 24 ore che mi avete fatto vedere a scatto, che è degli anni 80, anacronistica, ma che lui riempiva in maniera proprio tutta squadrata, riempindo gli spazi quasi per partire per un viaggio, la sua vita, alla ricerca del senso della sua vita. A ricordarlo sono poi i suoi compagni di classe della seconda B della media Pascoli, un momento bello condiviso con lui da ognuno, nome dopo nome, e poi il gruppo delle Fiamme Oro, era il nostro fratellino e il migliore amico di Carlo Alberto. Mi piaceva trascorrere il tempo con te, giocare, ridere e scherzare e prenderci in giro. Non dimenticherò mai le nostre partite a basket, le nostre corse in bicicletta, le nostre battaglie con le pistole. Ci siamo sempre tanto divertiti. Caro Carlo Alberto, amico mio, la tua assenza sarà dura da sopportare, ma sei volato in cielo e l'unica cosa che posso fare è continuare a portare nel mio cuore il tuo ricordo. Ti voglio tanto tanto bene. Aveva l'infinito negli occhi, ricordano le animatrici e le insegnanti, un principe che continua a fare del bene, chiedendo a tutti i presenti di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie del cuore nei giovani atleti. Sul sagrato, l'ultima carezza di mamma e papà. E poi la partenza, salutata da un timido applauso.